È la luce in fondo al tunnel. Il Veneto può tornare ad essere locomotiva d'Italia. Gli industriali sono fiduciosi sul futuro, forti di un export che torna a macinare ordini, riesce a dar lavoro all'indotto locale e rimette il Veneto in cima alla lista. E con questo scenario a fargli da quinta, il presidente del Consiglio Renzi torna sul territorio veneto, torna a Treviso in occasione dell'Assemblea degli Industriali il prossimo 10 ottobre. E qui l'impresa trevigiana proverà a stipulare un nuovo patto. Il Presidente Renzi ha messo in campo una rinnovata voglia di riforme, niente liste da spesa, andiamo avanti però con quelle che sono riforme, compresa anche quella della pubblica amministrazione. Un'industria a Treviso, dopo il discusso ma fruttifero patto del 2011 con il sindacato, torna ad essere antesignana e cerca il dialogo stavolta con la pubblica amministrazione. Abbiamo bisogno di uno Stato forte, noi abbiamo bisogno di lavorare insieme con la pubblica amministrazione, abbiamo bisogno che ci sia attenzione da parte nostra verso di loro e da parte loro verso di noi. Perché l'impresa veneta è premiata, all'estero in particolare, ma serve un cambio di rotta all'apparato statale. La Regione in questo primo trimestre ha mostrato un progresso sostenuto, pari a un 8,6%, facendo da traino a un nord-est ancora in balia della crisi. Tra i primi 10 distretti italiani per crescita dell'export, 5 sono veneti. Spiccano in particolare l'occhialeria di Belluno, il tessile e abbigliamento di Treviso dopo anni di forte crisi, la concia di Arzignano, la calzatura sportiva di Montebelluna, il prosecco, i dolci veronesi, l'oreficeria di Vicenza, da sempre gli ingranaggi principali della locomotiva veneta.